Lorenzo Damiano, un uomo nuovo. Lei adesso è pro-vax e crede nella scienza. Cosa si sente di dire alle persone che come lei erano scettici? Io allora intanto sono per il vaccino. Se l'avessi fatto non avrei pagato così pesantemente questo male. La scienza dovrebbe essere abituata e dovrebbe smetterla di farsi le battaglie interne insieme alla politica, così che tutte le persone potrebbero cominciare ad avere fiducia. Io ho cominciato ad avere fiducia durante questa agonia che non auguro a nessuno, soprattutto per una relazione speciale con un grande amico che si chiama Gesù. E questo grande amico che si chiama Gesù, nella sofferenza, mi ha rivelato delle cose che se adesso le dicesse, di dichiarassi, sarebbero incomprensibili anche per me stesso. Quindi proprio per questa incomprensibilità, per questa misericordia che lui ha usato su di me, trasformandomi completamente, invito a smetterla di odiarsi gli uni verso gli altri, ad emettere l'amore e la pace veramente, e di farsi questo vaccino adesso, finché non sia fatta giustizia e una verifica su quello che è successo prima del vaccino, che nessuno sa. Mi auguro che le istituzioni vadano a fondo e comunque in ogni caso che sia stato costruito, e credo di sì, o non sia stato costruito, è indispensabile che per il momento consiglio a tutti di fare questo vaccino.